ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Si è costituito al carcere di Opera alle porte di Milano l'ex sottosegretario all'interno di Forza Italia Antonio D'Alì. Ieri la prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa ed è così diventata definitiva la condanna a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo i giudici avrebbe intrattenuto relazioni con l'associazione mafiosa almeno fino al 2006, agevolando la mafia di Matteo Messina Denaro. Noto locale in via San Giuliano a Catania, teatro di una violenta lite tra donne per motivi di gelosia. Gli agenti, considerato il numero di persone presenti, hanno chiesto rinforzi per ristabilire l'ordine. Già nei mesi scorsi il locale era stato segnalato per la musica ad alto volume e gli schiamazzi all'interno del locale ed è stato pertanto più volte controllato. Il questore di Catania ha sospeso per 15 giorni le autorizzazioni per la gestione. Emergono ulteriori dettagli sull'omicidio dei coniugi Rosa Sardo e Giuseppe Sedita nell'Agrigentino. Fin da subito le indagini si erano concentrate sulla figura del figlio che infatti ha confessato di aver ucciso i genitori in preda a strane visioni. Intanto il sindaco di Racalmuto ha proclamato il lutto cittadino. A Palermo, nel quartiere Arenella, aveva rubato insieme ad un complice un'auto in sosta per poi scappare a bordo del veicolo, una Fiat Panda. Non si ferma all'ALT della polizia e così scatta l'inseguimento. Dopo una rocambolesca fuga, un 23enne è stato fermato dalla polizia. Si cerca il complice. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.